incidente nel primo pomeriggio a Quinto di Treviso, dove un 13enne in bici è stato investito da un'auto, stava rientrando da scuola sotto shock di amici. Il ragazzo è gravissimo, mattinata nera sulle strade della Marca da Cavaso a Villorba. Ultraleggero biposto cade tra i campi di Asolo, mobilitazione di uomini e mezzi, 2 passeggeri entrambi di Altivole, vivi per miracolo. Serata di follia a Breda, dove un 43enne senza fissa dimora ha rapinato un 59enne veneziano prendendolo per il collo. È stato arrestato poco dopo, era al bar del paese per un caffè. Oltre 1 milione di spettatori ogni giorno, Media Nord-Est è il network di televisioni locali, primo per ascolto medio in tutta Italia. A sancirlo i dati Auditel di agosto, che confermano Antenna 3 Prima TV in tutto il Nord-Est con 500.000 di spettatori. Una truffa è stata sventata all'esterno del centro commerciale La Castellana. I carabinieri hanno colto in flagranza di reato un 53enne che aveva simulato un falso tamponamento. Molte le iniziative organizzate dall'ULSS, 2 in vista della giornata mondiale dell'Alzheimer, patologia in aumento e l'età media si abbassa. Pontida attesa per la linea di Salvini sul Veneto, la Lega freme per incoronare Stefani. Intanto il meloniano De Carlo sul Foglio domanda precisa definisce autorevole il nome di Fontana. Al Ricatti Luzzati una reunion speciale, quella degli ex studenti della classe 64-65, 60 anni dopo il diploma sono ancora uniti proprio come una volta. Era una delle 100 persone più anziane d'Italia. Ida Bandiera, nata a Riese il 15 giugno 1917, si è spenta alla casa di riposo Sturma di Bassano del Grappa. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque la cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, con l'incidente che si è registrato poco dopo le 13 a Quinto di Treviso, dove un'auto ha investito un 13enne in bicicletta. Il ragazzino è gravissimo al Cafoncello di Treviso. Stava percorrendo via Noalesa, Quinto di Treviso, all'altezza di via Graziati, quando è stato colpito dall'auto che aveva dietro di sé. È ora ricoverato in gravi condizioni un ragazzino di 13 anni. In sella alla sua mountain bike verde lime tornava da scuola percorrendo la via lungo la banchina in direzione Zero Branco. L'incidente intorno alle 13:20 in prossimità delle strisce pedonali. Forse una distrazione, una piccola sbandata, il ragazzino è stato colpito dalla Renault guidata da un 47enne del posto. Ha provato a inchiodare i segni della frenata ancora sull'asfalto, ma era troppo tardi. L'impatto al centro della corsia. Il ragazzino è stato prima colpito e poi sbalzato a pochi metri, cadendo e sbattendo la testa. Noi siamo venuti qua dopo, però c'era un signore che ha sentito il tronco, è andato nella strada e c'era un ragazzo stava male, ha perso il senso. Era un ragazzo tranquillo, era molto tranquillo. A scuola andava bene, poi abbiamo sentito. Un forte botto che ha allertato negozianti e residenti che si sono precipitati sulla strada deviando il traffico in attesa dei soccorsi. Il 13enne, rimasto sulla strada, in un primo momento era incosciente. Un medico di passaggio lo ha aiutato e in poco tempo ha ripreso conoscenza, lamentandosi per le profonde ferite alla testa riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SUEMA 118 con ambulanza e automedica e hanno trasportato il 13enne al Cafoncello. Arrivati anche i carabinieri della stazione di Zero Branco con il supporto del nucleo operativo di Treviso per la gestione della viabilità. Indagini in corso per accertare l'esatta dinamica della vicenda. Sotto esame il cellulare del ragazzo, da chiarire se lo stesse utilizzando al momento dell'impatto. Intanto il 47enne alla guida è stato condotto al comando per tutti gli accertamenti del caso. E quella di oggi è stata una giornata nera sulle strade della Marca trevigiana. Nelle prime ore della mattinata, verso le 7, si è verificato un incidente stradale lungo la Ponte Banna all'altezza di via Cesare Battisti a Villorba. 2 autovetture sono rimaste coinvolte nel sinistro, una condotta da un 30enne e l'altra da un 34enne, entrambi residenti nella Marca. Ad avere la peggio è stato il primo conducente, rimasto ferito e trasportato al pronto soccorso di Treviso, ma fuori pericolo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. Il secondo incidente si è verificato a Cavaso del Tomba, lungo la Val Cavasia, una delle strade più trafficate della destra Piave. Per cause ancora in corso di accertamento, 3 auto si sono scontrate, 3 feriti fortunatamente non gravi, di cui uno rimasto incastrato nell'abitacolo. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 con ambulanza e automedica da Pieve del Grappa, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.
Vi dobbiamo dare conto adesso di una tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio tra i campi di Asolo. Queste le immagini che siamo in grado di mostrarvi. È caduto un ultraleggero, lo vedete, a bordo 2 occupanti, il pilota classe 1962 e il passeggero del 61, quindi sessantenni, entrambi residenti ad Altivole. Immediato l'allarme e la mobilitazione di uomini e mezzi, vigili del fuoco, SUEM 118, è arrivato anche l'elicottero da Padova, perché quello di Treviso era impegnato in un altro intervento sull'altopiano dei 7 comuni. Il pilota è stato portato a Montebelluna con ambulanza di Castelfranco, il passeggero, l'altro, è rimasto incastrato, ma fortunatamente sono arrivati i vigili del fuoco che lo hanno aiutato e portato poi a Treviso con l'elicottero per l'appunto di Padova. Entrambi, vi posso dire, non sono in gravi condizioni, sono vivi per miracolo. Il velivolo sarebbe appunto era decollato da poco dall'aviosuperficie che si trova proprio nell'Asolano, a circa 200 metri dal campo, dal luogo dell'impatto che vedete. Appena decollati da questa aviosuperficie, i due hanno avuto un cedimento, a quanto pare, dell'ala a destra, quindi appunto sarebbe stata una sorta di atterraggio di emergenza, così dunque ad Asolo. Intanto domani alle 10 l'ultimo saluto atteso a Luca Pagotto, morto a 31 anni in un incidente in moto avvenuto sulla Ponte Bana 2 settimane fa. Sembra una pazzia, ma è la vita mia. Non si fa capire come una poesia. Sono i versi della canzone di Angelina Mango scelti dalla famiglia per annunciare l'ultimo saluto a Luca Pagotto, il giovane papà morto 2 settimane fa in seguito ad un incidente in moto. I funerali verranno celebrati domani, sabato 20 settembre alle 10 nella chiesa arcipretale di San Giovanni Battista a San Fior di Sopra, e sarà l'intera comunità a stringersi alla compagna Serena, ai 2 figli Santiago e Leonardo, ai genitori Rosita e Giampaolo e alla sorella Anna, colpiti dal dolore immenso della perdita del loro caro a soli 31 anni. Luca Pagotto, artigiano nel settore della pittura edile, era molto conosciuto in paese anche per la sua attività nel volontariato. Oltre alla famiglia, al lavoro e alla Juve, sua squadra del cuore, Pagotto aveva la passione della moto, quella moto sulla quale ha perso la vita dopo essersi scontrato con un'auto sulla Ponte Bana. Le eventuali offerte saranno devolute alla scuola dell'infanzia Nobile de Scala a San Fior. Abbiamo ancora tanti fatti di cronaca di cui darvi conto, ma occupiamoci per un attimo di noi. Oltre 1 milione di spettatori ogni giorno. Media Nord-Est è il network di televisioni locali primo per ascolto medio in tutta Italia. A sancirlo i dati Auditel di agosto, che confermano Antenna 3, prima TV in tutto il Nord-Est, con 500.000 di spettatori. Media Nord-Est è primo network di TV locali in Italia per ascolto medio certificato Auditel. Un nuovo record per il nostro gruppo nel mese di agosto, con la conferma di Antenna 3 prima TV in tutto il Nord-Est, con quasi 500.000 telespettatori ogni giorno. È un successo straordinario per le nostre emittenti, che nel Nord-Est registrano quotidianamente oltre 1.055.000 spettatori, primi assoluti tra le TV locali in Italia, seguiti dalla Lombardia Mediapason, partecipata sempre da Media Nord-Est con il 25%, e poi il gruppo Telenorba sul terzo gradino del podio. Antenna 3 sempre leader in Veneto, sempre primi, al cuore delle notizie, al centro del dibattito politico. Le reti del network Media Nord-Est sono le vere piazze del confronto. Un successo quotidiano fatto di sacrificio, dedizione e un unico faro nel nostro modo di lavorare e informare: mettere al centro i cittadini, i nostri telespettatori, per garantire loro di avere voce grazie alle nostre TV libere e indipendenti. Ma non solo, e lo sanno bene anche i protagonisti del dibattito politico, sociale ed economico del Nord-Est. Se qualcosa succede, lo vedi su Media Nord-Est. Se vuoi che qualcosa succeda, devi essere su Media Nord-Est. Ritorniamo dunque alla cronaca e alla rapina avvenuta ieri sera a Breda di Piave, sulle rive del fiume. La vittima trova l'aggressore al bar poco distante e lo fa arrestare. Il racconto di Edi Caliman con Nicoletta Rizzetto.
È entrato un signore, ha ordinato un paio di cicchetti, ha consumato, ha bevuto il suo caffè, stava bevendo il suo caffè e poi abbiamo visto entrare i carabinieri, gli hanno chiesto guardi cortesemente si accomodi fuori, io l'ho solo servito e basta, non ha fatto niente altro, qui ha consumato, ha pagato e alla fine è uscito con i carabinieri e niente di più. Arrestato in flagranza mentre mangiava serenamente dei cicchetti e beveva un caffè al bar H18 in piazza Vittorio Emanuele al Saletto di Breda di Piave. Una serenità turbata dall'arrivo delle forze dell'ordine che hanno portato il 43enne fuori dall'esercizio e condotto al carcere di Sant'Abona di Treviso. Poco prima l'uomo si aggirava nel parcheggio che conduce alle rive del Piave circa 1 chilometro più avanti, in via del Passo. Intorno alle 20:20 ha fermato un 59enne di San Stino di Livenza intimandogli con fare minaccioso di dargli dei soldi. Poi, alle resistenze dell'uomo, gli ha messo una mano al collo e rubato il portafoglio. All'interno circa un centinaio di euro. Subito fuggito, il rapinatore si è in realtà rifugiato al bar poco distante. Il 59enne, appena accaduto il fatto, lo ha denunciato ai carabinieri. Fermatosi alla piazza, ha visto il suo aggressore all'interno del bar, facendolo così arrestare. Un luogo tranquillo, quello del parcheggio di via del Passo, ma a quanto pare un 43enne si aggirava già da qualche giorno nella zona. C'è gente che va giù, come adesso, vede gente che va in spiaggia, o meglio sulla riva del Piave, però l'altro giorno c'era una persona che vagheggiava qua e io sono stato un'oretta qua. E lo vedevi che era strambo, una maglietta bianca, un pantalone arancione. Portato prima in caserma per tutti gli accertamenti e poi in carcere, il 43enne originario dell'Est Europa resta nella casa circondariale in attesa dell'udienza di convalida. Fondamentale per l'esatta ricostruzione dei fatti i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nel parcheggio. E proprio la questione della sicurezza e della videosorveglianza ritorna prepotente nel dibattito dopo il grave fatto accaduto di cui vi ha appena parlato Edi Caliman in via del Passo e che conduce al Piave. Il sindaco di Breda, Cristiano Mosoli, interviene esprimendo la necessità di un sistema efficace di sorveglianza e controllo dell'intera zona del Piave. L'area è sempre quella che è stata oggetto poi di riflessioni per quello che riguarda la problematica Piave negli scorsi mesi. Allora intanto mi fa piacere che questa vicenda in qualche modo abbia trovato già un suo riscontro con un pronto intervento delle forze dell'ordine. Questo a significare che loro ci sono sul territorio, lo dico a favore di tutti i cittadini che a volte magari hanno anche pensieri diversi e quindi dopo mi auguro che questa persona, insomma, la giustizia segua il suo corso. Ecco. Sì, è un'area su cui noi l'anno scorso abbiamo installato una videocamera, principalmente perché lì abbiamo un grande problema di abbandono di rifiuti, ma dopo è chiaramente un impianto che torna utile anche per questo tipo di situazioni. Certo è un'area che a parte la videocamera è un'area molto frequentata ma anche lasciata lì al suo destino e quindi qua per me è importante rilanciare agli enti competenti, perché ricordo che quell'area lì è un'area di proprietà regionale in gestione al genio civile. È importante che facciamo finalmente sinergia e quello che io dico, quest'area qua va sorvegliata, va presidiata, i sistemi ci sono e questa è l'ennesima riprova che bisogna che interveniamo. Nel frattempo una truffa è stata sventata all'esterno del centro commerciale La Castellana alle porte di Paese. I carabinieri hanno colto in flagranza di reato un 53enne che aveva simulato un falso tamponamento, vittima una 59enne del posto. Resta l'allerta più generale per le truffe che sono sempre più subdole. Hanno sventato quella che nel gergo viene definita la truffa del falso tamponamento i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Treviso, arrestando un 53enne pregiudicato di Castelfranco che si era appena fatto consegnare alcune decine di euro in contanti dall'ignara vittima, una 59enne di Paese. I fatti all'esterno del centro commerciale La Castellana nel pieno del pomeriggio, con l'uomo che avvicina con la propria auto la donna intenta a fare manovra nel parcheggio. È in questo momento che il 53enne frena bruscamente, simulando di fatto un urto. Nonostante l'assenza di danni ai veicoli, il presunto truffatore scende dal mezzo e chiede un risarcimento immediato in contanti, riuscendo a ottenere nella concitazione del momento 60 euro. Peccato che a due passi ci siano i carabinieri intenti in un servizio mirato antifurti. La scena è sospetta e intervengono. L'uomo viene bloccato con la somma in mano, poi scatta la perquisizione nell'auto. È qui che trovano un autentico kit: cacciavite, un attrezzo
attrezzo professionale per la rimozione dei rivestimenti delle portiere delle auto. Pochi dubbi, adesso la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Resta però un'allerta generale con le truffe che si ripetono ma che troppo spesso vanno a buon fine perché subdole. Il finto tamponamento, lo specchietto retrovisore, il figlio arrestato che quindi ha bisogno di soldi per l'avvocato, tutti modi, modalità di metterci in agitazione, di farci abbassare le difese e di quindi convincerci a dargli del denaro per risolvere un problema che in realtà non esiste. Il generale Claudio D'Angelo rappresenta l'Associazione Nazionale di Controllo di Vicinato. Da tempo non si occupa più soltanto di furti, ma anche delle varie forme di raggiro. Per tutte il messaggio è solo uno. Denunciare sempre, perché altrimenti questi fenomeni escono dai radar delle forze dell'ordine e delle istituzioni e rischiano di non ricevere la necessaria attenzione. Dalla cronaca all'attualità con il sindaco di Treviso Mario Conte che fa il punto su ZTL, tema caldissimo di questi giorni, stazione e parcheggi a pagamento. Dopo una settimana dall'apertura della scuola, il sindaco Mario Conte fa il punto sul cantiere della stazione e la ZTL di Lungosile Mattei, che tanti problemi aveva creato agli automobilisti, ma che è stata richiesta a gran voce dagli autisti MOM per la sicurezza di lavoratori e studenti. Si parla di una chiusura temporanea del traffico di meno di un'ora durante il giorno, che è l'orario quello un po' di maggiore concentrazione di passaggio degli autobus, quindi è un piccolo sacrificio che è stato chiesto ai nostri cittadini, però devo dire che dopo pochi giorni la situazione è stata assimilata, è stata compresa, ci si sono abituati e quindi diciamo che i disagi sono stati praticamente quasi completamente dimenticati. Novità intanto sul fronte della stazione, costantemente monitorata dall'amministrazione. Ieri ho incontrato i vertici di RFI che mi hanno confermato il termine dei lavori entro fine anno, ma tra l'altro nelle prossime settimane invece cominceremo i lavori nel fronte sud, quindi cominceranno anche i lavori di riqualificazione del lato San Zeno, lavori che avevamo presentato e annunciato ai cittadini, che cominceranno nelle prossime settimane e verranno completati entro i primi mesi del 2026, quindi stiamo andando avanti davvero con un buon ritmo, consapevoli che sono stati accumulati dei ritardi importanti, ma anche grati a RFI perché hanno saputo mettere una toppa a quei ritardi e oggi noi possiamo annunciare con certezza che per le nostre Olimpiadi Milano-Cortina la stazione dei treni sarà completata. E poi una tirata d'orecchi anche per la nuova società che gestisce i parcheggi, Smart Parking System. In molti stalli infatti i numeri sono illeggibili. Laddove i numeri non si vedono è giusto che le multe vengano contestate e anche cancellate. È altrettanto vero che ho chiesto l'immediato ripristino della numerazione degli stalli e devo dire che l'azienda, laddove il lavoro non è stato fatto a regola d'arte, lo sta ripristinando in tempi record. Andiamo a Mogliano Veneto, è fissato per venerdì prossimo in provincia l'incontro per decidere il futuro di una piattaforma per il trattamento di rifiuti ferroviari speciali, un progetto bloccato dal Comune di Mogliano e da qualche giorno anche dal TAR. Noi abbiamo analizzato le carte e abbiamo notato che c'era questa incongruenza, diciamo, tra lo sviluppo dell'attività autorizzata e quella che realmente si vedeva sul territorio. Per questi i cittadini non tornano i conti qui in via Croce al confine tra i comuni di Preganziolo e Mogliano. L'azienda Bonaventura, specializzata nel recupero e riciclo di materiali ferroviari, già nel 2020 ha chiesto alla provincia di Treviso di poter ampliare la propria attività. Un progetto che deve essere valutato anche dal comune, che inizialmente era orientato positivamente, ma poi a seguito delle osservazioni da parte dei cittadini non solo non approva il progetto, ma ha intimato l'azienda di liberare questo terreno agricolo diventato deposito a cielo aperto, con il risultato che il caso è finito davanti al Tribunale amministrativo del Veneto. Il Comune di Mogliano Veneto aveva emanato un'ordinanza di sgombero e ripristino e successivamente l'azienda aveva presentato ricorso al TAR. Ora il TAR si è pronunciato, l'insediamento è ritenuto
non adeguato, non autorizzato e in parte abusivo. Soddisfazione da parte del comitato di cittadini, ma anche dall'intero quartiere di Zerman, che a giorni discuterà il caso. Personalmente come presidente la trovo una cosa molto ma molto positiva. Riunirò sicuramente il Consiglio per avere un'opinione un po' di tutti. Da parte sua l'azienda sottolinea come sia stato bloccato un investimento di 3 milioni di euro con l'assunzione di 10 persone per un piano territoriale non aggiornato. Inoltre fa sapere che c'è stato un incontro tra la cittadinanza e i progettisti, che hanno sottolineato come molti trattamenti ipotizzati tipo l'amianto non saranno trattati. Tutto questo finirà ora in provincia già la prossima settimana. È per venerdì 26 in provincia, dove ci sarà al tavolo l'azienda stessa con la provincia, i due comuni di Mogliano Veneto e di Preganziol, l'ARPAV, la CAV, perché qui passa il passante, e altri enti per analizzare il progetto. Chiaramente dovranno tenere in considerazione di quella che è stata la pronuncia del TAR di questa settimana. Dal comitato ribadiscono di non essere contro alla Bonaventura come azienda. Non è che siamo contrari al trattamento e al riciclo e al riuso dei rifiuti, semplicemente che non si può fare a ridosso delle nostre abitazioni e che non si può fare in un corridoio ecologico, ma ci sono, con tutti i capannoni abbandonati nella regione Veneto, altri siti che sono molto più adeguati. La politica si guarda a Pontida e c'è da registrare l'attesa per la linea di Matteo Salvini sul Veneto. Speriamo di lanciare ufficialmente la candidatura di Alberto Stefani, dice il sindaco di Treviso e presidente ANCI Mario Conte. Più freddi invece gli alleati con il numero 1 dei meloniani in Veneto, Luca De Carlo, che sul foglio a domanda precisa definisce autorevole il nome di un altro leghista, quello di Lorenzo Fontana, il presidente attuale della Camera. Contrariamente agli altri, la candidatura in Veneto per noi non è un assillo, le parole, quasi un affondo di De Carlo. E sapete che Matteo ha sempre il coliglio che esce dal cilindro all'ultimo momento, quindi spetta a lui, è il nostro segretario, individuare il candidato, ma io penso che sarà Alberto Stefani. La questione è tutt'altro che di forma. Sarà il Pratone di Pontida a incoronare Alberto Stefani candidato presidente di tutto il centrodestra? È questo l'interrogativo che pervade il popolo della Lega alla vigilia di un evento come sempre atteso, segnato da pulsioni interne, con le varie anime pronte ad annusarsi e misurarsi. 40 i pullman in partenza dal Veneto. Ufficialmente però è il momento della compattezza e della convergenza. Lo è anche per Mario Conte, più volte indicato come possibile candidato governatore. Noi ci saremo numerosi per sostenere Matteo Salvini, per sostenere e ringraziare il presidente Zaia, ma soprattutto per lanciare, speriamo, ufficialmente la candidatura di Alberto Stefani. Non c'è altro tempo da perdere, dobbiamo lavorare per andare a raccontare ai veneti quanto di buono è stato fatto e quanto di buono vogliamo fare. Lei rimane sempre a disposizione se la chiameranno nella lista? Io rimango a disposizione dei miei cittadini. Ma mentre i leghisti sembrano convergere su Stefani, sul quotidiano Il Foglio, il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, a precisa domanda definisce autorevole la candidatura del presidente della Camera, il leghista veronese Lorenzo Fontana, ribadendo che al momento nessuna decisione ufficiale e definitiva è stata presa. Contrariamente agli altri, per noi la candidatura del Veneto non è un assillo, l'affondo su Pontida, caustica Forza Italia. Non credo che Salvini possa fare un nome se non è condiviso con gli altri leader dei partiti, per cui lui potrà al massimo, credo legittimamente, proporre quello che è il candidato della Lega, dopodiché la sintesi si farà con gli altri. Non credo che sia così, banale e superficiale nel buttare fuori un nome se non è condiviso, farebbe una brutta figura. E fra poco, dopo la pubblicità, torniamo però sui temi della salute. A fra poco. Di nuovo in diretta in studio per parlare dei temi della salute. Parliamo nello specifico di Alzheimer, patologia in aumento e l'età media si abbassa. Questo cos'è? Questo qua è un test di memoria che hanno messo a punto la dottoressa Anna De Colle e la dottoressa Vitaliani,
per cercare di andare a testare in maniera self a casa, in maniera domestica, un po' le proprie abilità cognitive, in modo che uno abbia già un po' coscienza di dove è messo, di cosa ha fatto. Un semplice test per valutare le proprie abilità cognitive, perché non è mai troppo presto per prendersi cura della propria memoria. Tra le molte iniziative in vista della giornata mondiale dell'Alzheimer, un convegno a Santa Caterina per fare il punto tra gli operatori che si occupano di un problema che sta assumendo ormai i connotati di un'epidemia. I numeri sono in costante aumento e soprattutto i numeri sono, secondo me, estremamente sottostimati, perché tantissime persone non riescono ad accedere ai servizi, non vogliono, perché c'è ancora lo stigma della malattia, no? Avere un disturbo neurocognitivo ancora è quasi motivo di vergogna e questo non deve succedere. Noi siamo qui anche oggi per provare a far cambiare questa idea qua. Fondamentale la rete tra le diverse istituzioni che si occupano di decadimento cognitivo. Anche in relazione alla giornata della demenza si è visto che la rete è forte, è solida anche con la parte sociale, con i comuni, con gli assistenti sociali, e quindi è una rete forte che serve in maniera utile per affrontare questo pesantissimo problema. Si abbassa anche l'età di chi comincia a manifestare i primi segnali di decadimento, ma è possibile anche fare prevenzione. Ci sono una serie di patologie, quindi la pressione, il colesterolo, il diabete, quanta attività fisica fai, come mangi, per capire effettivamente anche il tuo rischio di evolvere in decadimento cognitivo, che è una cosa fondamentale. Abbiamo parlato tanto di prevenzione. Inaugurata intanto nel reparto di pediatria al Cafoncello la Sala dei Colori, una saletta cinematografica per alleviare le sofferenze dei bimbi ospiti, dei piccoli pazienti. Dono di Pietro Geremia e Anna Maria Chiariello. Ci racconta tutto Elena Dal Forno. Un regalo per i bimbi, ma anche per i loro genitori e gli operatori sanitari. È questa la nuova magia di cui si dota l'ospedale Cafoncello, unica pediatria a livello veneto e seconda a livello nazionale ad avere una saletta cinema al suo interno, anzi una sala dei colori, come è stata battezzata. Uno spazio donato per volontà di Pietro Geremia, presidente e amministratore delegato di San Marco Group, e di sua moglie Anna Maria Chiarello, che hanno destinato i loro regali di nozze per costruire questa favola. Volevamo trasformare la gioia del nostro matrimonio in un dono concreto per la comunità e per soprattutto i bambini in questo caso dell'ospedale, e quindi è stato il regalo più bello fare questo spazio speciale dove i bambini si dimenticheranno di essere in ospedale e sogneranno ad occhi aperti guardando dei film. Questa iniziativa è proprio il frutto dell'amore di due ragazzi che decidono di aiutare a sollevare, attraverso la creazione di una sala cinematografica, l'umore, lo stato d'animo dei bambini all'interno di un ospedale, e credo che sia nella sua semplicità disarmante, come tutte le iniziative che nascono effettivamente dal bisogno di creare colore, luce. Un luogo di cura che diventa luogo di leggerezza, di creatività e di crescita. Questo aiuterà sempre di più affinché i bambini, quando entrano in ospedale, non soffrano e riescano ovviamente a capire che comunque sono in un ambiente umano e confortevole, perché avranno il giocare in corsia, avranno il cinema e avranno altre situazioni che faranno loro dimenticare il dolore e il fatto di essere in ospedale. Pensiamo di utilizzarlo e verrà utilizzato anche come formazione per noi il personale. Ad esempio adesso stiamo pensando a una proiezione di un film che riguarda una tematica impattante, difficile, di cui è difficile parlare anche per noi operatori, che è quello dell'autoaggressività del suicidio, quindi un cortometraggio che sia poi lo spunto per noi operatori per riflettere e cercare di approfondire e di migliorare le nostre capacità di gestire situazioni cliniche difficili. Abbiamo parlato con l'ospedale sulla programmazione dei prossimi mesi, dei prossimi anni. Ci sono dei bellissimi progetti e siamo sicuri che faranno un ottimo lavoro, questo non abbiamo dubbi. Ed è un cinema per la comunità, quindi accoglierà sicuramente tutti quanti. La pagina dell'economia a Conegliano, al campus San Francesco, l'anteprima di GECO, giornata dell'economia cooperativa.
Al campus San Francesco di Conegliano, l'anteprima di GECO, giornata dell'economia cooperativa, ha rilanciato il ruolo delle alleanze intelligenti per un nuovo umanesimo, capace di affrontare le sfide tecnologiche e sociali del presente. Noi viviamo nell'economia che non è il puro profitto, che non è il guadagno a tutti i costi, che non è il guadagnare senza lavorare e neanche il lavorare senza guadagnare, ma è un partecipare pienamente alla pienezza della vita delle persone. Oggi il mondo della cooperazione ha un ruolo straordinario, non solo ovviamente quello tradizionale economico di creare valore per il territorio, ma anche quello politico e nella comunicazione di far sopravvivere la nostra civiltà. Ha preso così il via un dibattito guidato da Marco Zabotti, vicepresidente e direttore scientifico dell'Istituto Diocesano Beato Toniolo, Le Vie dei Santi. Al centro del confronto le grandi sfide del presente, dalla transizione ecologica a quella digitale, dalla crisi demografica alla rivoluzione industriale in corso, fino all'impatto dell'intelligenza artificiale. Noi dobbiamo lavorare per ridurre le disuguaglianze che ci sono e le cooperative su questo possono sicuramente avere un ruolo importante, promuovere la giustizia sociale, offrire un modello diverso di capitalismo, ma non basta salvaguardare l'ambiente perché non è da poco, e cercare anche i beni storici e tutto quello che possiamo fare di bello, no, per questo territorio. Se devono fare qualcosa di più le cooperative, oltre che dare lavoro, dare opportunità, assistere i più deboli, è proprio quello, ridare un senso culturale, riconnettersi a un senso comune, a un bene comune. Questo forse è il lavoro più grande che possiamo fare, di cui ce n'è veramente tanto bisogno. Lo vediamo a livello macro, dalle guerre alle disuguaglianze, ma anche a livello micro, dove le persone effettivamente non sono contente della vita che fanno. Ecco. GECO si prepara a tornare il 23 ottobre con una nuova tappa di studio e dialogo su come le alleanze intelligenti possano guidare i cambiamenti in corso, senza mai perdere di vista la persona. Tornano a scuola 60 anni e dopo, alla Ricati Luzzati, una reunion speciale, quella degli ex studenti della classe 1964-1965, 60 anni dopo il diploma, sono ancora uniti proprio come una volta. Noi siamo sempre rimasti molto uniti come classe, diciamo dopo 10 anni che ci eravamo diplomati abbiamo cominciato a trovarci e poi annualmente via così. Siamo andati e fatto anche gite anche nel Salento eccetera, proprio per questo senso di unione che abbiamo ancora da quando eravamo a scuola. Oggi rivivono quei giorni tra sorrisi e ricordi e un'amicizia che non li ha mai lasciati. Si ritrovano davanti all'ingresso del Ricati Luzzatti e per un momento tornano a sentirsi quei giovani ragazzi pieni di sogni. Noi ci siamo sempre aiutati, è una cosa sicuramente, e ancora adesso, incontrandoci e trovandoci, portiamo avanti il nostro discorso di stare uniti, di sostenerci. Abbiamo una chat in comune, viviamo ancora quei momenti, è come se la classe fosse ancora formata e ci passassimo le ultime della giornata. I telefoni li aiutano a restare in contatto, ma all'epoca era proprio la loro assenza a rendere il tempo insieme ancora più autentico. Vorremmo che i giovani adesso coltivassero queste amicizie e non guardare solo i cellulari. Allora eravamo facilitati dal fatto che probabilmente non c'erano i cellulari, si sostituivano con il contatto umano che era molto più valido, diciamo. Tra aneddoti e nostalgia, la classe 1964-1965 riporta a galla i ricordi. Avevamo degli insegnanti bravi, bravissimi, severi ma bravi. E ognuno ha poi intrapreso delle carriere diverse, chi commercialista, chi insegnante, però come vede dopo 60 anni siamo ancora tutti uniti ed è merito dei Ricati ovviamente. C'è chi in quelle aule ha trovato persino l'amore. Io sui banchi di scuola ho incontrato mio marito. E c'è chi porta avanti una tradizione di famiglia. Questa scuola sono usciti col diploma di ragioniere mio padre,
il sottoscritto, mio figlio e adesso sui banchi di scuola c'è mia nipote, 4 generazioni. Un segno concreto di quanto la scuola possa incidere nella vita delle persone. In primavera con le giornate del FAI abbiamo avuto tante richieste di ex studenti che quelle giornate sono venuti a visitare appunto la scuola, ma che successivamente chiedono di poter venire in qualche maniera a rivedere i luoghi in cui sono stati. Dal rugby al tiro con l'arco fino allo skate, domani a Villorba la festa dello sport agli impianti di Catena, oltre 20 discipline da provare gratuitamente con il sostegno di educatori e tecnici qualificati. Invito tutti sabato prossimo dalle 14:30 presso gli impianti sportivi del Palaverde alla festa dello sport del comune città di Villorba. Una giornata all'insegna dello sport, quella di sabato, presso gli impianti sportivi di via Marconi a Catena di Villorba. L'iniziativa rientra nel progetto regionale del Festival per lo Sport Veneto promosso dal CONI e vedrà protagoniste 26 associazioni sportive del territorio, con tecnici e volontari a disposizione del pubblico. Sono 25 discipline da poter provare. C'è anche il Festival dello Sport organizzato dal CONI, quindi è una manifestazione da non perdere, soprattutto per i più giovani che vogliono avvicinarsi al mondo dello sport. Dalle arti marziali al tiro con l'arco, dal rugby all'equitazione, grandi e piccini potranno sperimentare gratuitamente le discipline preferite. Un evento che unisce sport, inclusione, socialità e valorizzazione delle realtà locali. Aveva da poco superato i 108 anni da Bandiera, nata a Riese Pio X e deceduta nei giorni scorsi a Bassano. Era un'anima del volontariato. Era una delle 100 persone più anziane d'Italia, ovvero tra coloro che hanno superato i 108 anni di vita. Ida Bandiera, nata a Riese il 15 giugno 1917, si è spenta alla casa di riposo Sturm di Bassano, dove viveva da alcuni anni. Ultima di 7 fratelli, si era sposata col carabiniere Luigi Pigozzo, scomparso prematuramente nel 1966. Dal loro matrimonio sono nati 4 figli: Gabriella, Carla, Claudio e Patrizia. Appassionata di musica e di sport, raggiunta la pensione, Ida si era dedicata al volontariato al centro anziani di San Giuseppe di Cassola. Di lei tutti ricordano la gentilezza e la forza di spirito. Il funerale sarà celebrato lunedì alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe. Ci sono le previsioni del tempo per il fine settimana del nostro generale Giancarlo Ianicelli. Grazie alla presenza ancora di un anticiclone isolato, chiuso, quindi in esaurimento, che insiste proprio sulle nostre zone, lo vedete dalla carta del tempo, avremo assicurato un fine settimana ancora con caratteristiche estive, sia per quanto riguarda il cielo sereno, sia per quanto riguarda le temperature molto alte. Ad ovest, sull'Atlantico, un sistema perturbato che si rafforza scorrerà regolarmente verso di noi e quindi tra lunedì e martedì apporterà un peggioramento che sarà evidente per un paio di giorni, poi di nuovo il tempo si ristabilizzerà. Quindi più in dettaglio per sabato, per domenica, un po' su tutte le nostre zone, cielo in prevalenza sereno, modesti cumuli durante il pomeriggio. I venti sono deboli, di direzione variabile, le temperature abbiamo detto alte, le minime 16, 17, 18 gradi anche e le massime intorno ai 28 gradi. L'Adriatico è tra il quasi calmo e il poco mosso. È tutto. Una nuova mostra, un nuovo viaggio nell'arte a Villa Romiva, a Montebelluna, la prestigiosa sede dell'Agenzia Generale di Generalitalia. Da stasera e fino a sabato 31 gennaio 2026 ospita la mostra Gli artisti di Capesaro, opere da collezioni private, un percorso in 34 opere per comprendere e ammirare la pittura innovativa di un gruppo di giovani artisti di inizio Novecento, definiti i ribelli di Capesaro o capesarini, protagonisti tra il 1908 e il 1924 delle storiche mostre Bevilacqua, La Masa, Capesaro, che si contrapponevano vivacemente alle biennali di Venezia. La mostra, quindi a Villa Romivo, a Montebelluna, lo ripeto, rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Noi adesso andiamo a Belluno. In primo piano la frana dalla Croda Marcora a San Vito di Cadore, linea diretta tra ANAS e provincia per il monitoraggio e la messa a punto dell'impianto collegato con il semaforo sulla statale 51 di Alemania. Ma ci dice tutto Tiziano Bolognani.
Non ci saranno più chiusure della 51 di Alemagna a ogni scroscio di pioggia, è quanto assicura ANAS a margine del tavolo convocato in prefettura sui lavori alla Galleria Comelico, che con la provincia sta cercando di tirare le fila sul funzionamento dell'impianto di monitoraggio installato da Palazzo Piloni. Il senso del confronto non prescinde dalle condizioni di maggiore sicurezza, ma è certo che il semaforo rosso d'ora in poi non scatterà più al primo accenno di pioggia quanto al movimento vero e proprio della frana. A un mese dall'entrata in funzione dei pluviometri, infatti, si è passati a una situazione completamente diversa, anche grazie alla movimentazione del materiale a valle che è stato rimosso. Il dirigente dell'ANAS, Ettore Della Granellè, l'ha detto: il nostro obiettivo è quello di ridurre al minimo le chiusure della statale, rasserenando così gli animi di chi quest'estate ha vissuto settimane di passione. L'impianto sarà implementato con nuovi sensori e dispositivi tecnici in modo da renderlo più efficiente e dinamico. Massima sicurezza, minimo disagio, il mantra di queste ore, in attesa della riunione del tavolo allargato per presentare una proposta di revisione dei protocolli tecnici sottoscritti in prefettura con gli enti interessati. È partita anche a Belluno la mobilitazione della CGIL contro l'operazione militare israeliana a Gaza. 4 ore di sciopero oggi a fine turno nel settore privato e presidio di solidarietà alle 17:30 davanti alla prefettura. In piazza lavoratori, studenti e cittadinanza, il sindacato parla apertamente di genocidio perpetrato da Israele nei confronti del popolo palestinese e chiede la fine immediata di ogni intervento militare nella striscia di Gaza, la garanzia di corridoi umanitari, la messa in sicurezza della popolazione civile e il sostegno a tutte le missioni umanitarie in corso, tra cui la Global Sumud Flotilla. La CGIL richiede inoltre la sospensione di ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele fino alla fine del conflitto e all'interruzione dell'occupazione della Cisgiordania e sollecita azioni concrete per rimuovere l'embargo umanitario e riconoscere lo Stato di Palestina. Così dunque nel tardo pomeriggio nel cuore di Belluno. I vigili del fuoco di Belluno, voltiamo decisamente pagina, hanno messo alla prova la colonna mobile regionale con un'esercitazione ad alta capacità di pompaggio, cruciale per mantenere la certificazione europea. Un'operazione imponente, 820 metri di tubi, 6 motopompe e un dislivello di 48 metri per alimentare una vasca da 7.500 litri destinata a rifornire gli elicotteri antincendio. L'obiettivo: garantire un rifornimento rapido e costante per combattere gli incendi boschivi. 45 operatori impegnati in un terreno fangoso e con vincoli di viabilità hanno testato nuove attrezzature e perfezionato le comunicazioni via radio, un test che ha confermato l'efficacia del sistema e la prontezza dei soccorsi con un'attenzione particolare alle normative ambientali. Così dunque i vigili del fuoco di Belluno. Giornata all'insegna dello sport, quella di domani a Feltre e a Belluno torna ad animare i centri storici delle rispettive città. Sport in piazza è il miglior modo per iniziare l'anno scolastico. Un'occasione unica per fare sport, scoprire nuove discipline e passare una giornata all'insegna del benessere. Sport in piazza torna sabato 20 settembre con una nuova edizione pronta a battere ogni record. A Feltre saranno 39 le associazioni sportive che animeranno la città contro le poco più di 30 dello scorso anno, con oltre 30 discipline praticabili. Tra i luoghi protagonisti ci saranno Pra del Moro, il Pala Feltre e Piazza Maggiore, dove sarà allestito anche uno stand per la distribuzione dei gadget. La giornata si aprirà alle 8:30 con una mattinata dedicata alle scuole e proseguirà fino alle 17:30 con eventi e esibizioni pomeridiane. Alle 14:30 nella sala degli stemmi del municipio si terrà la cerimonia di premiazione degli atleti meritevoli. Novità di quest'anno: il ritorno della Federazione Italiana Bocce e uno spazio tutto nuovo dedicato al tennis tavolo, oltre alla partecipazione del Circolo della Scherma di Montebelluna per la prima volta fuori provincia. Avremo la possibilità di presentare 39 associazioni e quindi per tanti giovani la possibilità di provare diverse discipline sportive. Tutti sono invitati a partecipare.
A Belluno l'evento coinvolgerà il centro storico con postazioni in Piazza dei Martiri, Piazza del Duomo e il Parco Città di Bologna dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17:30. Tra le novità uno spazio dedicato alle attività senior riservato agli adulti in Piazza Duomo e la festa dello sport del CONI che animerà il pomeriggio con il convegno sul tema il ruolo della mente nello sport a partire dalle 16 in prefettura. Un'edizione che promette di coinvolgere tutti, dai più giovani ai più esperti, con attività all'aria aperta, promozione della salute e tante occasioni di divertimento. Non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca Trevigiana, e quindi tutto per questa edizione. Grazie per l'attenzione. Subito dopo la sigla ovviamente c'è il meteo. Buona serata.